Amici del canale, anche oggi pronti per una nuova avventura. Oggi siamo a Arsiero, sempre in provincia di Vicenza, e il nostro obiettivo oggi è il Monte Cabioio. Il sentiero da prendere è il 444. Il Caviolo si trova a 1111 metri, ci sono circa 700 metri di slivello. Se riusciamo, visto che oggi è tardi, vorremmo arrivare poi al Monte Simone, che è a 1226. Ecco, attenti che alla base del Cavioio c'è una piccola ferrata, bisogna insomma stare un pochettino attenti, dai. Partiamo, dai, ciao! Eccoci, dopo circa 150-200 metri di strada asfaltata ci troviamo a questo sentiero sulla sinistra. Ecco, mi raccomando, se andate oltre qui con la macchina per parcheggiare, dopo avete difficoltà a tornare indietro, perché quello che vi ho mostrato prima era l'unico parcheggio che c'era, quindi conviene parcheggiare, secondo me, in paese. Eccoci, partiamo con il nostro tragitto che da quasi 2 ore al Monte Cabioio, poi ci sarebbe Cima Neuta 2 ore e mezza e il Monte Simone 2,50. Vediamo un po' dove arriviamo perché sono partito tardi, manca 20 alle 11 stamattina. Comunque il sentiero è il 544. Partiamo. Amici montanari, ecco, dopo circa mezz'ora dalla partenza ci troviamo a queste scalette. Proseguiamo. Amici del canale, eccoci qua. A un'ora dalla partenza e circa 450 metri di livello ci troviamo a questo bivio, comunque segnato bene, infatti noi dobbiamo perseguire sulla destra e siamo perfettamente nei tempi perché da Monte Caviolo 50 minuti. Comunque è Arsiero un'ora, infatti. Comunque non è proprio per tutti, tira molto il sentiero, perché sono 450 metri di livello in un'ora, è sempre un bel dislivello, dai. Comunque noi ce la faremo anche stavolta. Andiamo ragazzi! Amici del canale, eccoci, quasi arrivati, missione quasi compiuta. Adesso c'è l'ultimo pezzettino che per chi ha paura non potrà fare, anche se non è difficile, però c'è una corda per salire, ci sono delle scalette qui e una piccola ferratina per arrivare in cima. Ma noi ce la faremo anche stavolta. Forza ragazzi, proseguiamo. Ciao ciao, ci vediamo in cima.
Amici del canale, eccoci arrivati dopo quasi 700 metri di dislivello e 1 ora e 40 ci abbiamo messo. Eccoci arrivati alla croce del Cavioio. Qui c'è una piccola casettina, adesso mi siedo, guardate che panorama. Mi fermo a mangiare qualcosa e a bere qualcosa e poi ripartiamo. Ciao a tutti. Ora ripartiamo. Obiettivo, vediamo se riusciamo a arrivare al Monte Cimone. Adesso riscendiamo per la ferrata e proseguiamo il sentiero. Ciao ciao! Amici montanari, dopo 7-8 minuti dalla base del Cavioio troviamo questo sentiero che indica 20 minuti cima neutra e 40 minuti Monte Cimone, sentiero 542, e noi proseguiamo. Ciao ragazzi! A Domenico, conosciuto di sabato, lo invito ufficialmente, io che sono il vagabondo numero 1, Stefano, a salire cima Vagabondo, dove felicemente troverà una birra nascosta nella galleria, solo per lui. Viva Domenico, viva Brescia! Ciao! Guarda chi si incontra in montagna con i suoi amici. Ciao ciao! Ragazzi, cambio di programma. Ho incontrato Stefano che mi ha detto che devo fare per forza la galleria di Cima Neutra, quindi mi ha detto che a me è nascosto una birra e posso bermela, quindi approfitto e vediamo di non perderci. Ciao ciao! Porco cane se è buio, ragazzi, andiamo su a vedere e vediamo di non ah sì, ecco qua che c'è il passamano che mi ha detto Stefano. Grazie Stefano, se mi segui. Andiamo su, seguiamo la corda. Stefano, dove mi hai mandato qua questi cani? E ormai sono qua, arrivo su. Guardate dove mi ha fatto andare Stefano. Grazie, grazie Stefano, guarda che spettacolo. Questa ha detto che è la cima del Vagabondo. Che spettacolo. Si capisce che è proprio del Vagabondo. Là c'è il Cimone. Poi ci ritorniamo alla
perché oggi abbiamo già fatto un bel giro. Ciao ragazzi. Ragazzi, se non mi sono perso stavolta, ci vuole 10 minuti, un quarto d'ora qui in mezzo a questa galleria qua. Se non mi sono perso questa volta, penso che non mi perdo più. Arrivati alla base della galleria. Stefano, cosa mi hai fatto fare? È bellissimo però ecco, quel pezzo qua non è per tutti, soprattutto il pezzettino dove arrivare sulla cima del Vagabondo, perché in arrampicata ci sono anche dei pezzi di neve. Dai, adesso torniamo indietro e poi magari faremo una corsettina, adesso vediamo. Ciao ciao! Amici del canale, anche oggi abbiamo portato a casa lo zaino. Il nostro video è finito, ecco la chiesa dove ho parcheggiato la macchina. Non è un sentiero per tutti, soprattutto l'ultimo pezzo, quello che mi ha consigliato Stefano, arrivare a Cima Neutra, alla cima del Vagabondo. Comunque dai, è stato bello, il giro è durato circa 4 ore, una bellissima giornata e veramente bello lì su alla cima del Vagabondo. Ringrazio ancora Stefano. E niente, spero il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, come sempre, vi invito a mettere un like, un pollice in su e inoltre, se volete vedere altri video come questi, vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Ciao ciao, buon tutto e buona montagna da Domenico. Ciao!